Buongiorno amici della pesca, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi un interessante articolo ha attirato la mia attenzione riguardante la situazione della colonia di cormorani che nel particolare è concentrata presso la foce del fiume Entella tra i comuni di Chiavari e quello di Lavagna, nella provincia di Genova. Ma prima di iniziare chiedo a voi amici della pesca e non solo, qual è il vostro pensiero in merito ai cormorani? Come si potrebbe gestire questo insaziabile famelico uccello acquatico? E se siete più stati a pescare nel bellissimo spot della foce dell'Entella e se avete visto un aumento esponenziale di questo uccello acquatico. Quindi amici della pesca non solo lasciate i vostri pensieri nell'apposito spazio per i commenti sotto il video e iniziamo quindi a leggere questo interessante articolo che ha attirato davvero la mia attenzione. Articolo che penso possiate trovare con una semplice ricerca su Google scrivendo Chiavari, Entella e Cormorani, l'IPU, il problema e l'intervento dell'uomo. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, lamenta la presenza invasiva di cormorani alla foce del fiume Entella, che si nutrono di grandi quantità di pesce presente nel fiume, determinando lo spopolamento del corso d'acqua. Federica Bisanti, presidente di l'IPU Tigullio, ci spiega che le cose non stanno effettivamente in questi termini e analizza le molteplici cause del fenomeno da diversi punti di vista. A noi non risulta esserci nessun problema relativo ai cormorani, in quanto non ci sono numeri così elevati da parlare di una situazione allarmante. Il cormorano è un animale tranquillo, si alimenta di pesce per natura. Oggi la specie si nota perché è in espansione e ciò è dovuto al surriscaldamento climatico. Toglierla, sia con l'allontanamento sia con l'abbattimento, non risolve il problema, perché un'altra subentrerebbe, afferma Bisanti. Io adesso cercherò di contestualizzare un attimo l'articolo e mi domando anche per queste poche righe finali quale specie dovrebbe subentrare al cormorano, se si parla di animali e nel particolare di uccelli acquatici. Accanto al danno procurato dai cormorani, c'è anche quello causato dai pescatori sportivi all'avifauna acquatica. Infatti sono molti gli esemplari di uccelli acquatici che restano impigliati con le zampe, le ali o il becco negli ami e nelle lenze dei pescatori, sottolinea la rappresentante Lipo Tigullio. E questo posso dire che è un incidente che spesso può accadere, non possiamo negarlo noi pescatori. In alcuni casi, anche con l'ingestione dell'amo stesso, questo fa sì che l'animale si alzi in volo, sfugga ai predatori o prosegua morendo dopo giorni di agonia. Quando c'è un problema di convivenza con una specie selvatica, la causa principale è un errato intervento dell'uomo nell'ambiente in cui vive questa specie. I fattori che determinano l'aumento dei cormorani e la conseguente riduzione di alcune specie nostrane sono la canalizzazione dei fiumi, la cementificazione degli argini, l'eliminazione della vegetazione ripariale e infine l'introduzione di alcune specie ittiche alloctone, ovvero provenienti di altre zone, di grosse dimensioni e voraci anche nei confronti di altri pesci, spiega Bisanti, che così conclude: sono anni e anni che i pescatori si lamentano anche di questo. Se il pesce diminuisce, non è causa dei cormorani. Adesso mi fermerò un secondino a commentare queste ultime righe. Mi ritengo molto ignorante in materia e non essendo né un biologo né un ornitologo, ma penso che le motivazioni date mi sembrano siano un po' insufficienti e incomplete, soprattutto quando si parla di specie ittiche alloctone voraci. Adesso stiamo leggendo un articolo riguardante il fiume Entella nel particolare. Non mi sembra che ci siano specie introdotte come può essere il siluro in altre situazioni fluviali che possano inclinare l'asse biologico del sistema. Quindi non so se queste ultime righe possono davvero essere prese in considerazione davvero, perché non ci sono queste specie e chi va a pescare nel fiume Entella e chi abita nei comuni di Chiavari e Lavagna lo potrà anche dire. Non lo so, storgo un po' il naso per queste ultime righe, sono sincero. Ma spostiamoci dall'altra parte del mare, nella bellissima Sardegna, e leggiamo un secondo articolo.
e adesso ho preso solamente una piccola parte molto veloce. Sardegna, allarme cormorani, hanno mangiato pesce per 2,5 milioni di euro. In 6 anni sono cresciuti dell'86,5%. Ogni uccello mangia oltre 300 grammi di pesce al giorno. I cormorani sono sempre più numerosi e stanno invadendo la Sardegna centro-occidentale. Sono concentrati soprattutto nelle zone umide più significative della zona di Oristano, località Santa Maria, Corrumannu e Mistras. Dai monitoraggi eseguiti dall'amministrazione provinciale di Oristano, risulta che in 6 anni sono aumentati dell'86,5%, passando da 8.384 a 15.633 esemplari. Sono diventati una piaga per i pescatori dei compensi per i danni che stanno causando. Solo nell'ultimo anno hanno consumato oltre 2 milioni e mezzo di euro di pesce. La denuncia è di UE Coppe e Coldiretti Sardegna, che propongono, in deroga alle tutele previste dalla direttiva Uccelli, e come è già accaduto in altri casi, di abbatterne una quota del 4%, sotto il controllo delle guardie forestali. Un cormorano mangia infatti 310 grammi di pesce al giorno, prevalentemente mugilidi, anguille, granchi, come risulta da uno studio condotto dal 1995 al 1997 dal professor Angelo Cau e dal dottor Pietro Addis dell'Università di Cagliari, del Dipartimento di Biologia Animale. Nei 6 mesi di massima presenza, secondo i dati emersi dallo studio, risulta che i cormorani hanno mangiato 537.000 kg di pesce per un valore di 2.686.000 euro, assegnando un costo medio di 5 euro al chilo per pesce consumato. Ma quindi il cormorano è un amico o un nemico? Il cormorano è un volatile ittiofago, piuttosto vorace, che usa riunirsi in colonie numerose e che ha attirato su di sé l'attenzione, per non dire le ire di molti pescatori, sportivi e non. Pesa mediamente 2,5 kg e si ciba quotidianamente di una quantità di pesci pari al 10-15% del suo peso, circa 400 grammi. È un pescatore formidabile, sia aereo che idrodinamico, in grado di nuotare sott'acqua per oltre 1 minuto e mezzo, raggiungendo anche e superandoli i 10 metri di profondità. Pur preferendo le acque limpide, è adattato anche alle aree costiere e vallive. È un animale gregario, abituato a creare stormi da centinaia o migliaia di individui, capaci di cacciare insieme, coordinati, nello specchio d'acqua con maggior concentrazione di pesce, esibendosi in voli, in formazioni e cacciate subacquee. Gli stormi adottano vere e proprie strategie di alimentazione nelle acque più torbide, un adattamento per imbragare gruppi di pesci e catturarli più facilmente, costringendoli contro le opere di bonifica o nei canali con acqua più bassa. Con queste vistose cacciate, una colonia è in grado di soddisfare il proprio fabbisogno giornaliero in un'unica battuta, minimizzando gli sforzi. Date le sue caratteristiche, il cormorano ben si presta ad essere additato come responsabile della diminuzione di fauna ittica nelle acque italiane. Ancora più per il fatto che questi numerosi stormi di uccelli mirano proprio agli impianti di piscicoltura intensiva o ai bacini di stoccaggio e di sversamento del pesce, tanto da inserire questa specie tra quelle problematiche, soventemente in conflitto con allevatori ittici, consorzi e amministrazioni pubbliche, responsabili della conservazione e della gestione della fauna. Per i medesimi motivi, il cormorano è stato cacciato fino a quasi l'estinzione nei secoli passati. Nonostante la sua ampissima diffusione, il suo ripopolamento, ironia della sorte, è avvenuto proprio grazie alle misure di conservazione attuate per conservarne la specie, che è infatti protetta ai sensi della legge 157 del 1992 e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Stante le misure che ne vietano la caccia e il contenimento, salvo deroghe specifiche ed eccezionali, questa specie non conosce molti nemici naturali, eppure conserva un'indole diffidente, evitandole di stazionare e cacciare in stormi nelle zone abitate, rumorose o comunque frequentate da un certo numero di persone o pescatori.
Ma ora parliamo dei danni collaterali causati da questo vorace uccello. I danni causati dagli uccelli ittiofagi all'attività ittioculturale non si ferma solo al prelievo diretto. Bisogna prendere in considerazione anche altri fattori. L'attività predatoria di questo uccello è causa di stress per i pesci, che limita il loro accrescimento, aumentando la mortalità delle specie da pescare. Inoltre bisogna sommare anche i pesci feriti, che non consumati dai cormorani, che non sono più commercializzabili. Cresce la diffusione di malattie. Come se non bastasse, si mangiano anche la specie foraggio, ovvero quello meno pregiato e di scarso valore economico, ma che rappresenta fonte di cibo naturale per quello pregiato. Insomma, per risarcire i pescatori dai danni causati dai cormorani, non bastano tutti i fondi messi a bilancio dalla giunta, 1 milione di euro, per ristorare le imprese agricole danneggiate dalla fauna selvatica. E allora cosa fare? Il cormorano è un uccello acquatico protetto per legge, che nel particolare, come abbiamo visto in precedenza, è protetto dalla direttiva Uccelli. Ma l'articolo 9 della direttiva Uccelli del 2009-147 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/10/2009, recepita con la legge 4 giugno 2010 numero 96 articolo 42, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, consente di derogare agli articoli numero 5 al numero 8 sulla protezione delle specie protette. In pratica, la direttiva Uccelli stabilisce che il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero delle Politiche Agrarie e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, su richiesta della Regione, per prevenire danni alla pesca e alle acque, autorizza metodi di cattura o di uccisione delle popolazioni delle specie interessate, a condizione che non esistano altre misure valide. Quindi, una via di fuga è una possibile soluzione. Con l'aiuto della politica, e ripeto, della politica, sarebbe possibile. Abbiamo conosciuto un po' meglio il nostro amico nemico cormorano con questo video. Io sono super curioso di leggere i vostri commenti, quindi lasciate sotto il video le vostre opinioni. Abbiamo visto che l'uomo spesso e volentieri ci mette la mano, ma spesso e volentieri la politica può fare la differenza. Esiste una legge che protegge questo uccello molto vorace, acquatico, ma c'è anche un modo per girare attorno a questa legge in caso di pericolo per l'ecosistema. Io sono Temossi Giorgio, questo mio canale è Ligurian Fishing Adventure e vi aspetto al prossimo episodio.